Dalla settimana prossima stilate la lista regionale degli anziani over 80 che verranno sottoposti a vaccinazione. La chiamata sarà personale, diretta e con appuntamento e avverrà intorno al 10 di febbraio. Inizieremo invece già a settimana prossima per quanto riguarda l'individuazione delle corti, quelle degli ottantenni, insomma, da vaccinare in base al programma. Per gli over 80 con disabilità sarà l'infermiere a recarsi nelle loro case. Ci sarà l'infermiere dell'assistenza domiciliare che andrà eventualmente a casa, quindi qualcuno aveva anche chiesto andate direttamente a domicilio, sì. Punto fermo i medici di base che dopo i vaccini antinfluenzali ora verranno nuovamente precettati per la somministrazione del vaccino anti-Covid. Si tratterà in questo caso della tipologia più semplice, quella che potrà stare tranquillamente riposta in frigorifero. Che sarà la fase vaccinale chiaramente legata al momento in cui avremo dosi di vaccino sufficienti, ma soprattutto avremo un vaccino che è fattibile anche, la cui somministrazione è fattibile anche da parte degli MMG perché non c'è la catena del freddo o comunque dei limiti di questo tipo. E in merito ai dubbi e timori sul vaccino degli allergici, specie se gravi, si valuterà di volta in volta con il personale medico in base all'anamnesi del paziente in questione. Quando capiteranno persone particolarmente a rischio adotteremo tutte le precauzioni del caso. Insomma, se l'eventuale rischio è una conclamata allergia alla penicillina che c'è, quella persona non assume penicillina. Infine, sempre dalla prossima settimana si valuterà se e quando riaprire alle attività ambulatoriali in libera professione negli ospedali.